Eccoci, buongiorno ragazzi. Oggi lago di Redona per un giro che ci porterà a scoprire 3 laghi, quindi oltre al lago da dove vi stiamo parlando adesso, arriveremo al lago di Selva e al lago di Cazzuol. Ecco, questo giro però sarà articolato in che modo, Davide? Allora, nel seguente modo, siamo qui al lago di Redona, punto di partenza. Adesso andiamo a vedere dei borghi semi abbandonati, di fatto bellissimi, da cui scenderemo poi per prendere una galleria molto brutta perché non c'è la luce, quindi attenzione a munirsi di fari. A quel punto abbiamo due possibilità: o ne prendiamo un'altra di galleria oppure facciamo un inedito Fuel Bikers. Quindi bypasseremo questa seconda galleria. Esatto, andando su a Forcella Dodismala o Dodismala, spallando e scendendo al terzo lago, il lago appunto di Cazzuol. Da lì gireremo a destra e scenderemo a tramonti passando per un sentiero che visita il borgo abbandonato di Frassenei sopra e di sotto. Arriveremo alle Pozze Smeraldine, famosissime, in cui, Paolo, direi faremo il bagno. Volentieri, probabilmente. Sì. Arrivati a tramonti poi scenderemo di fatto lungo il corso del Meduna per poi scendere e arrivare di nuovo al punto di partenza. Perfetto, a questo punto direi di partire perché l'itinerario è abbastanza lungo ed impegnativo. I don't want your promise. All I want is you. I don't need your reasons. Reasons don't ring true. I don't wanna be pushed to the side, second guessing my obsession. Eccoci ragazzi, questo è uno dei borghi che visiteremo oggi, che adesso è completamente disabitato, anche se le case sono ben tenute, e questo non probabilmente negli anni 50, primi anni 60. Negli anni 70 l'ultimo abitante ha abbandonato il paese. Esatto, adesso facciamo una passeggiata nel borgo che è veramente unico, è veramente emana una poesia incredibile. Dal borgo siamo arrivati in questo punto bellissimo panoramico sul lago di Selva, qua sotto. Davidone, mi dicevi tu che... Sì, adesso noi scenderemo da qui, da questo punto panoramico, al borgo proprio di Selva, dove abita il guardiano storico della diga di Selva con sua moglie. Ecco, quindi abitanti due. Buondì, salve, salve. Buondì, buondì. Da Redona, lago di Redona.
Adesso voi dove dovete andare? Allora prendiamo la galleria, la prima. Due ce ne sono. Sì, prendiamo la prima. La seconda, lui diceva che al posto di fare la galleria di bypassarla. Ti conviene fare le gallerie. No, ma... Vedi? Ah no, ma... No, beh, Aspetta, sì. fai le gallerie. Sì, Questa sì. bella tirata al buio, avete luci. Sì. Arrivi su alla diga del Sul, lì c'è il sentiero Per Frassenei. che va giù per Frassenete e salti fuori i tramonti. Sì, di quello sotto. è l'obiettivo, ma con la variante della forcella dodesima per fare qualcosa Boh, di se la nuovo. volete fare, No. non vai su in bici. No. No, certo che non vai su, però la prendi in spalla, sì. E la discesa dall'altra E parte invece. dall'altra parte è un po' più lieve. Ah, ok, più- Se a tramonti non arrivate chiamerò io. Ok, fatta, Esatto. fatta. Mandi, grazie, saluti, ci vediamo. Grazie, Mandi. Come va? Adesso andiamo a prendere le gallerie e forse la seconda andiamo a Forcella Dodesmala, spallando. Voi vi chiederete come mai ci siamo messi la giacca a vento, addirittura muniti di luce. Beh ragazzi, qua sono 32 gradi, però guardate cosa ci aspetta. Questa galleria dove la temperatura andrà giù a... quasi siamo vicini allo zero. Infatti sta arrivando un'arietta gelida, adesso è refrigerante e piacevole. Ma quando saremo dentro, di cosa si tratta? Allora, questa è una galleria di servizio per accedere al terzo lago che vedremo oggi, il lago di Cazul. Dura 1,7 km. Non è molto, però dai. Per evitare lo shock termico. Esatto. Meglio metterlo al Bene, giardino. let's go. Eccoci ragazzi, siamo usciti e qua siamo di nuovo temperatura sahariana, caldo becco, però dai è stato non particolarmente lunga, dai, quindi No. piacevole, dai, ci siamo un po' In due, refrigerati. da Adesso soli. cosa ci aspetta Davidone? Allora, Uno ci aspetta spalleggio, quella salita lì. quella con- salita e dobbiamo arrivare alla forcelletta, quella là sopra, quella in spalleggio alto. micidiale di 400 metri Ecco. Porca secchi. miseria. Coraggio ragazzi. Lungo questo sentiero poi incredibilmente abbiamo notato, Davidone, dei muretti, è vero? Sì, dei muretti a secco che risalgono chissà quanti secoli fa. È incredibile pensare come riuscissero a strappare magro terreno per coltivare qualcosa. E infatti ogni tanto si trovano degli stavoli come questa che si chiama Stalla dalla Fusita, che probabilmente È un vecchio stavolo stagionale dove portavano gli armenti e coltivavano. Eccoci ragazzi, raggiunta la forcella Dodesmala. Io penso che questa forcella le bici non le ha mai viste, è vero Davidone? Ecco, qua c'è anche un libretto. Sul quale apporteremo la nostra firma.
Eccoci ragazzi, siamo arrivati in questo bellissimo borgo, il borgo di Frassanet, che è un borgo ormai fantasma, disabitato, però questo diciamo che agli inizi del Novecento contava ben 60 anime e la cosa interessante è che ogni domenica tutti andavano, scendevano al paese principale alla messa, poi c'erano gli uomini che si fermavano in osteria a bersi il grappino perché la grappa ce l'avevano solo qui. Per scopi medici, per fare altro, ma per bere avevano un'altra cosa. Il sir. Il sir, che era un siero di latte, no? Ecco, sì. E qui pensate che fino agli anni 50 è stata abitata, c'erano ben 20 bambini che frequentavano una scuola, una classe unificata, quindi dei bambini piccoli a quelli più grandi, e quindi imparavano a leggere, a scrivere, a far di conto e quindi imparare a diventare ometti. Però adesso è veramente molto suggestivo e ha conservato questo fascino unico, come solo questi borghi così dimenticati sanno dare. E adesso arriviamo alle pozze smeraldine, non vedo l'ora di tuffarmici dentro. Let's go! Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop.
Qua abbiamo trovato delle bravissime ragazze del gruppo Concordia Scout. Squadriglia delle Pantere. Squadriglia delle Pantere, questo bisogna precisare che questa volta si erano perse. Oh, se non c'era Davidone a dargli una dritta. Quindi voi Val Tramontina, sono ancora 17 km mi sembra. No, 34. 34, sì. No, sì. Allora, no, dai. Seguite il fiume sempre dritti, incuneatevi tra, diciamo, questa valle. Anche noi andiamo adesso. Ok, grazie. Bene, ciao caro, saluto, ciao ciao. Eccoci ragazzi, giunti finalmente al lago di Raidona per questo giro entusiasmante che ci ha portato a visitare 3 laghi e naturalmente una sella inedita, mai fatta presumo con le bike. Com'è stato, Davidone? Beh, bellissima, raidabile al 93%. Oh, per me diciamo 90-91%, sapete che il Davidone diciamo è più tenace. Piace il croccante. È temerario, quindi certi passaggi li ha affrontati con più disinvoltura.